Incinta a 12 anni, mamma a 13, un fidanzato di 35 processato per aver compiuto atti sessuali con una minorenne. La vicenda della giovanissima Sinti, ricoverata all'ospedale di Cittadella durante la gravidanza nel 2019, fece scandalo e polemica a livello nazionale. La ragazzina, dopo il ricovero in ospedale, è stata allontanata dalla famiglia, che vive girando in roulotte tra le province di Padova e Vicenza, e affidata ad una struttura protetta del Ferrarese. Il mantenimento è stato affidato al comune di Cittadella, comune dove si trova l'ospedale in cui la giovanissima era stata ricoverata. Il sindaco Luca Pierobon si è visto così recapitare una fattura di circa 90.000 euro, una spesa che, dice il primo cittadino, non deve essere di sua esclusiva competenza. La ragazzina non ha colpe, specifica Pierobon, che comprende la delicata situazione in cui la minore si trova, ma la spesa non deve ricadere solo sul comune di Cittadella, che, come ogni altro ente pubblico, sta soffrendo questo difficile periodo economico. Il sindaco si è così rivolto al Tribunale di Padova, ma ha perso ricorso, e contro di lui è iniziata un'azione legale per i pagamenti non effettuati. La famiglia Sinti della ragazza risiede in un altro comune del Vicentino. La giovane ha dato alla luce il bimbo nel Trevigiano. Perché allora le spese toccano solo a Cittadella? Un quesito per cui il sindaco pretende una risposta.